Uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, purtroppo a volte, e qui bisogna sottolineare purtroppo, arriva la cronaca anche nella sua versione più nera, più brutale, più purtroppo definitiva, a smascherare, diciamo, le fole dell'ideologia. A cosa mi riferisco? Teniamo in premessa che noi veniamo da un agosto in cui improvvisamente, sotto il solleone, non so frutto di quale insolazione collettiva, il dibattito è diventato improvvisamente, il tema centrale del dibattito estivo è diventato lo ius soli, lo ius scholae, l'esigenza di aumentare le maglie della cittadinanza e di concedere più cittadinanze, perché in Italia ci sarebbe, contro qualunque numero, qualunque statistica esistente, una ritrosia a concedere cittadinanze agli stranieri. Questo è l'agosto da cui proveniamo. C'è la cronaca di questi giorni, veramente nella sua versione più brutale e quasi innominabile. Comunque noi proviamo a fare un tragico riassunto. Come sapete è stato arrestato l'uomo accusato di essere l'omicida di Sharon Verzeni, la 33enne di Terno d'Isola, purtroppo uccisa con 4 coltellate mentre girava per strada, diciamo normalmente, e uccisa per caso, come ha detto la medesima persona fermata. Per molte ore stamattina sui siti, giornaloni in testa ovviamente, il titolo era "Arrestato italiano per l'omicidio di Sharon Verzeni". Attenzione che in altri casi non si dice mai arrestato marocchino, arrestato tunisino, si sottolinea la nazionalità sempre quando è italiana. Noi diciamo, come dire, contestiamo il doppiopesismo: o una notizia sempre la nazionalità del presunto omicida o non lo è mai. Invece per il mainstream nostrano lo è solo quando è italiana, quando è uno dei nostri. Poi viene a galla il nome. Il nome dell'accusato è Moussa Sangare. Non credo il cognome più diffuso nella bassa bergamasca, credo un po' meno diffuso di Locatelli o Rota da quelle parti, ed è un italiano, nel senso che ha la cittadinanza italiana a tutti gli effetti, chiaramente di origini nordafricane. Le notizie si sono inseguite, all'inizio si diceva marocchine, poi del Mali, infine ivoriane, comunque chiaramente un uomo di origine nordafricana che ha cittadinanza italiana. Cosa vogliamo dire? Ovviamente questo non innesca nessun determinismo, cioè non riusciranno mai a rinchiuderci nella caricatura che vogliono allestire di chi ha delle posizioni critiche sull'eccesso di lassismo in termini di cittadinanza. Non è che chi ha origine nordafricana abbia più propensione a delinquere, non c'è un determinismo dell'origine su chi delinque, c'è però una questione oggettiva, cioè se le attuali regole vigenti in Italia non sono riuscite a non dare la cittadinanza a una persona che uccide per caso. Prima di aggredire Sharon aveva minacciato coi coltelli 2 ragazzini di 15 anni, tra l'altro accusata già di violenza sulla madre e la sorella. Non c'è un problema di maglie troppo strette, ci sentiamo di dire. Al massimo ci sarà un problema di maglie larghe, dice la logica elementare, e la logica elementare è quella che ha provato a twittare Salvini, che ha scritto sui suoi social: fermato Moussa Sangare, origini nordafricane, cittadinanza italiana, sospettato di aver assassinato la povera Sharon. Spero venga fatta chiarezza il prima possibile e in caso di colpevolezza pena esemplare senza sconti. Questo tweet, che unisce mera cronaca
Garantismo tra l'altro rigoroso, cioè sospettato. Nel caso di colpevolezza il ministro Salvini si augura quello che si augura credo qualunque padre, ma persona come dire con 2 neuroni e una morale, e cioè una condanna esemplare. Ebbene, questo tweet ha sollevato delle polemiche incredibili, su cui si è segnalata Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra ovviamente, che dice: è inaccettabile il post di Salvini perché nega totalmente e colpevolmente la trasversalità di un fenomeno che non riguarda classi sociali, colore della pelle, confini statali, e che la maggior parte delle volte nasce dentro i nuclei familiari. Cioè si fa sociologia, si fanno supercazzole sociologiche rispetto al fatto che Salvini ha detto un'ovvietà. È un cittadino formalmente italiano di chiare origini nordafricane, a cui è stata concessa la cittadinanza a 18 anni. Noi da qui ricaviamo una conseguenza che ci pare ovvia. Non c'è oggi l'urgenza di allargare le maglie della concessione della cittadinanza. Al massimo c'è l'urgenza di stringerle, se la cittadinanza l'ha avuta Moussa Sangare. Ci sembra logica elementare, soprattutto avere la posizione per cui bisogna invece allargare ulteriormente da un'ottica di centrodestra ci sembrerebbe la follia definitiva, e nessuno, immaginiamo neanche gli amici di Forza Italia, sarà così folle. Grazie a tutti, a domani.